prevede invece riunione del costituente nuovo partito socialista, ma c'erano molti già noti. L'Italia sarà, dopo la nascita del Partito Democratico, l'unico grande paese europeo senza un forte partito della sinistra laica e riformista legato al socialismo europeo. Ed è per questo che, è stato più volte ribadito oggi a Treviso, è necessaria una costituente socialista. Giovanni Crema, parlamentare dell'SDI. Non può esistere una sinistra qualsiasi. E noi, se vogliamo essere un grande paese europeo, quali siamo, ma anche in politica, abbiamo bisogno di una sinistra socialista, riformista, che sia inserito nel grande movimento socialista europeo e internazionale. Costituente che unisce i socialisti dei due poli. Sergio Varrecchia, segretario veneto del nuovo PSI. Quali sono i vostri valori fondanti? Intanto la serietà, cioè di dire all'elettore quello che si farà e non di usare la propaganda o la demagogia come si fa fino adesso. E poi un sistema più equo di quello che c'è adesso, che è molto legato ai poteri forti, ai poteri burocratici e non certamente alla gente. Ma la Costituente socialista riunisce anche una parte dei DS che non intende entrare nel nuovo partito democratico. Fabio Baratella. Diciamo quali sono i punti fondanti della vostra scelta? Sì, sono questi due sostanzialmente, la necessità dello Stato e l'adesione al Partito Socialista Europeo e quindi con una chiarissima scelta di campo. La Costituente socialista, grandi manovre per ridefinire il quadro politico italiano.